Ebbene sì raga, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Bello, bello, appena iniziato a registrare. E come avete letto dal titolo, abbiamo fatto le nuove modifiche alla zettina. Abbiamo montato un nuovo bel impianto frenante accossato, se non ricordo male è il 19x19. Assieme all'impianto frenante abbiamo messo i tubi in treccia verdi e di conseguenza abbiamo fatto anche la boccetta dell'olio del freno nuova di pacca, sempre dell'accossato. E giusto per non farsi mancare niente abbiamo pensato anche di mettere le leve nuove, più corte da come appunto si può vedere rispetto a quelle altre, quelle originali, ovviamente regolabili. Ovviamente tubo in treccia sia sull'anteriore sia sul posteriore. Comunque sia vi lascio un attimo a qualche clip, però ricordo come sempre prima di iscrivervi al canale che è gratis, ha il tastino rosso sotto al video. Mica si sgomma la gomma. È una roba inaccettabile sta cazzo di strada, Dio santo. Sì, beh, questo qua sarà un video corto, è giusto un video per tenervi aggiornati su quello che succede alla zettina. Io vado a farmi un paio di curvette di qua, sai cazzo me ne frega. Ecco qua. Stavo pensando se facessi un video dedicato a tutte le modifiche che ho fatto sulla moto, ovviamente con relativo prezzo, sperando di ritrovare diciamo i prezzi di quanto avevo speso. Se lo volete scrivetelo qui sotto nei commenti gentilmente. E comunque è una figata perché era tipo un bel pezzo che non parlavo proprio, come dire, tipo porca puttana. Aspetta, stai calma per piacere, che sto parlando. Che parlavo in un video in questo modo, e per chi intenda e gli altri in campeggio. Comunque sia, noi ci vediamo ad un prossimo video.